Un altro automobilista distratto ha creato il panico sulla nuova 640 nei pressi del bivio per Favara. Non è la prima volta che nello stesso tratto si procede contromano. Anche questa volta gli automobilisti che transitavano in direzione di Caltanissetta hanno azionato i clacson e usato gli abbaglianti per fermare la corsa dell'auto, ma l'automobilista ha proseguito incurante, riuscendo a dileguarsi. La polizia stradale, avvertita dagli stessi automobilisti che si sono trovati l'auto contromano, non è riuscita a rintracciare l'automobilista. E dire che la 640, soprattutto nel punto in cui è stata notata l'auto contromano, è fornita di idonea segnaletica che dovrebbe garantire la massima sicurezza. Ovviamente per qualcuno è ancora difficile abituarsi alla nuova circolazione. Intanto semaforo lampeggiante all'incrocio tra la via Cavaleri Magazzeni e la statale 115. Da diversi giorni nella zona si crea il caos, visto che la circolazione non è regolamentata neppure dalla Polizia Municipale di Agrigento. Quello che salta all'occhio è l'assoluto abbandono del tratto di strada, trafficatissimo a tutte le ore e in modo particolare in questi giorni. A rischiare sono soprattutto gli automobilisti che dalla via Cavaleri Magazzeni devono immettersi sulla 115. La situazione dovrebbe essere sotto controllo da parte degli agenti, i quali invece non si sono ancora visti per ridurre il rischio di incidenti. Le lamentele naturalmente si susseguono da parte degli automobilisti, molti dei quali si sono rivolti alla nostra redazione. L'augurio è che si faccia in fretta per il ripristino del semaforo, anche perché da lunedì 8 gennaio, con la riapertura delle scuole, nel punto in questione il traffico sarà incrementato ulteriormente.